Lontana da Nuoro, dal suo ambiente d'origine, la Deledda raggiunse una più matura consapevolezza narrativa. I suoi scritti, periferici rispetto al resto dell'Europa, apparvero presto accessibili ai lettori della piccola Italia di allora, incontrando un favore di pubblico che rimase sconosciuto ai contemporanei Svevo, Tozzi, Pirandello. Grazia Deledda era diventata una scrittrice di professione. Scriveva articoli per riviste e quotidiani nazionali, pubblicava raccolte di novelle e romanzi di grande successo che venivano tradotti anche all'estero. Fu così che suo marito, Palmiro Madesani, si dimise dal suo incarico di funzionario al Ministero per seguire i suoi affari e gestire tutte le numerose collaborazioni. Ecco, un altro dei motivi per cui dicevano che lei era un'esaltata, ma questa è un'esaltata, vabbè, un'esaltata che è riuscita a pubblicare con Treves, che all'epoca era il Mondadori, diciamo, di oggi. In vita ha avuto grandissimo successo perché era la scrittrice più venduta dell'epoca ed era molto seguita dai lettori. Era pubblicata dal più grande editore italiano, che era Treves, che era anche l'editore di Pirandello, ed era talmente potente e prestigiosa la sua presenza nella casa editrice che Treves non ha pubblicato un libro di Pirandello intitolato Suo marito, dedicato non a caso a Grazia Deledda. Capisci benissimo che dietro i due protagonisti, del marito e della scrittrice, ci sta Palmiro Madesani e Grazia Deledda. Pirandello denigra questo povero Madesani, che lui pubblicamente tra amici chiama Deleddo. Ma è proprio la figura del marito che viene irrisa, che viene ridicolizzata, e su quello lei, Grazia Deledda, non transige. È l'inizio di un periodo intensissimo di creatività. A questo momento appartengono i romanzi più celebri e amati di Grazia Deledda: Elia Sportolu, Cenere, Ledera, Canne al vento, Marianna Sirca, L'incendio nell'oliveto, La madre, Il segreto dell'uomo solitario, fino agli ultimi: La danza della collana, Il paese del vento, L'Argine e Cosima.